I numeri sono in costante ascesa. Non autosufficienti in Veneto ne abbiamo circa 111.000 che ricevono l'assegno di accompagnamento, ma questo non vuol dire che sono solo quelli non autosufficienti, perché abbiamo molti non autosufficienti a cui non è riconosciuto l'assegno di accompagnamento. Quindi quel numero veneto è sicuramente più elevato. E a livello nazionale come vi siete mossi finora? A livello nazionale c'è la nostra piattaforma che chiede che venga fatta una legge nazionale adeguatamente finanziata proprio per dare una risposta alla problematica della non autosufficienza che da qui al 2040 sarà destinata a aumentare notevolmente. Nel 2040 supereremo il 30%, il che significa che se oggi 1 su 4 dei nostri cittadini è anziano, a breve sarà 1 su 3. Quindi questa trasformazione demografica pone dei problemi nuovi che vanno affrontati, non come avviene oggi, che le famiglie sono costrette a ricorrere al sistema di badanti che provengono da paesi esteri che non sono adeguatamente formate e che nascondono peraltro anche un mercato del lavoro non propriamente trasparente, e noi affidiamo la cura dei nostri cari a persone che hanno queste caratteristiche perché non c'è un sistema che si prenda in carico la persona anziana. Accanto a questo c'è il tema delle case di riposo. È una cosa vergognosa, noi siamo l'unica regione in Italia che non ha approvato la riforma delle IPAB. Zaia chiede al governo piena autonomia su 23 materie e non è in grado di esercitare l'autonomia laddove ne avrebbe la responsabilità e il potere. Poi abbiamo 7.000 anziani che sono ricoverati nelle case di riposo e che si devono pagare integralmente la retta, significa 2.300-2.500 euro, e nascono come funghi case di riposo private perché diventa un business. Allora sulla pelle degli anziani non si può speculare. Abbiamo noi in Italia 1 milione di badanti, spendono gli italiani 9 miliardi per compensare la mancanza di un'assistenza che dovrebbe essere erogata invece dallo Stato, quindi noi chiediamo con fermezza, anche attraverso i nostri impegni che abbiamo espresso l'11-12, il 18-19 a Roma con manifestazioni di CGIL, CISL e UIL, non solo di categoria pensionati ma di tutte le categorie confederali, perché una delle cose che ribadiamo è non solo separare l'assistenza dalla previdenza a livello pensionistico, ma insistere perché venga fatta a livello nazionale una legge sulla non autosufficienza, che dia risposte ai numeri sempre più crescenti degli anziani.